Eccoci arrivati di nuovo qui del bivio per Porcella di Giais, Monte Ciastellat, che abbiamo già fatto l'altra volta. Adesso continuiamo verso Barcis e diventerà un sentierino. Quel sentierino lì è il CAI 971, che fa parte anche di questa sterrata. Poi sbucherà sulla forestale che porta alla Montelonga e lì poi prenderemo il 970 e scenderemo fino a Barcis. Questo è il lato est del canalone che scende verso Barcis, dove c'è anche la strada asfaltata. Forse il prossimo giro faremo anche il lato ovest. Eccoci arrivati e questo è il sentierino che andremo a fare adesso. Mi sono già slogato una caviglia. Tranquilli, senza fretta. Ho chiuso bene il casco, vedo che mi scende giù. Yep. Cacchio, è bagnato, infatti pioveva, anzi sta piovendo ancora. Cacchio. E qua per dove passo? Vabbè, qua. E sono andato fuori sentiero. Ok. Oh, ecco che è tornato fuori il sole. Finalmente. Uop. Ai. Toccato col pedale. E qua bisogna risalire. Un'altra cosa, qui adesso è tutto un saliscendi, per cui sono tanti tratti da fare a piedi. Il posto è bello però, molto bello. Infatti, l'ho fatta più con fatica l'altra volta, mi sa. Magnifico, e qua fa anche più caldo. Forse inversione termica. È tutto un portage.
Deve essere questo, sì. Carino. E qua bisogna avere molta pazienza nel fare sto sentiero, anche perché non è facilissimo. Una muscolare è difficile fare ste risalite, soprattutto quando sei bello spompo. Oh, che bello! Qua ho visto segni di copertone, qualcuno ci ha dato dentro con una e-bike, perché se no è molto difficile farlo con la muscolare. E qua è risalita di nuovo. Presumo che Avidone lo abbia già fatto sto sentiero con quella elettrica. Continue risalite sono estenuanti. E ho fatto anche tutta la Venezia dei Nevi, Se almeno potessi pedalare senza sbattere i pedali su ogni roccia che c'è su questo. Wow! Guarda che bel fungo! Ah. Niente, tocco quei pedali dappertutto. Sembra una radura quella dei carbonai, però adesso risale là dietro. Un altro spiazzo, sempre quello tipo dei carbonai, ma non sono sicuro, bisognerebbe chiedere a qualcuno di più esperto. E anche qua un'altra risalita abbiamo. Eccola lì, siamo arrivati. Eccoci qua. Allora, l'altra volta io ero sceso di qua, ma volevo fare anche questa, però questa l'ho fatta una volta solo col buio e non avevo neanche la GoPro. Adesso tengo il telefono qua, che così posso orientarmi meglio con la traccia, perché quel percorso non lo conosco.
Yau. Se io voglio prendere bene il sentiero sarebbe meglio andare su un tratto fino ad arrivare qua sotto la cima del monte San Lorenzo, 1414 metri, e prendere il sentiero dalla parte alta senza fare la strada forestale. È che tocca fare quasi 2 chilometri da qua ed è salita. Qua ci sono parecchie grotte, ma oggi non perderò tempo a andarle a esplorare, alcune le avevo già visitate. Capriolo, no, cervo. Abbiamo un cervo davanti. È scappato. Ci siamo quasi. Vediamo, dovrebbe essere da ste parti. Qua, in poche parole, dobbiamo prendere questo pezzo del 986 pieno d'ortica e andare avanti di 200 metri, 300 metri fino a intercettare il bivio con il 971. Però questo 986 è lo stesso che scende da qua, io l'ho già fatto una volta andando in su con la Torpedo e poi tornato indietro.